Tago Sosa, allenatore del Trissino, 6-5 questa vittoria, il 100 giovani calciatori forse vi ha fatto sudare più di quello che voi preventivate. Sì, no, sapevamo che era una partita difficile contro una bella squadra con un grandissimo allenatore. Sapevamo che non era facile giocare qua a Viareggio. È chiaro che non aspettavamo una partita fino alla fine emozionante come è stato. Uscimmo di qua contento per i 3 punti che era fondamentale per noi, ma abbiamo fatto troppo sbaglio che dobbiamo adesso, prima dobbiamo imparare di quello che abbiamo fatto male oggi e questa settimana dobbiamo sistemare quello che non abbiamo fatto bene per non tornare a succedere questo tipo di errore, perché avevamo visto tutte le azioni, abbiamo parlato, abbiamo allenato l'azione che dopo in partita ha dato gol. È importante vincere queste partite perché sono partite dure, ma più importante adesso è imparare e capire quello dove abbiamo sbagliato per non tornare a succedere. Avete trovato anche un grande portiere come Pablo Gomez, no? Che ha parato, direi, quasi l'impossibile. Oggi i 3 portieri che hanno giocato a un livello molto alto. Gomez ha stato molto bene, ma i miei 2 portieri hanno stato a un livello impressionante. Devo prima lasciare una parola per Ste che si è fatto male. Ecco, io poi la stavo dicendo che Zampoli cosa si era fatto di Ha preciso fatto un male nel gomito, non lo so. nello scontro, dico, con Mura. Quando... Sì, sì. E Bruno, che non è facile per un portiere, io sono stato portiere, non è facile entrare con la partita come stava tirata. È stato bravissimo anche lui. Io hanno la fortuna di avere grandissimi giocatori, ma avere 2 portieri che sono un fenomeno e sono molto contento per avere portieri di questo livello. Grazie mister, in bocca al lupo e buon rientro a Trissina.